Edizione numero 64 a Mogoro della Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna. Scopriamo le novità di questo appuntamento storico con Daniele Guido Gessa. Lei quando produce un tavolo, una sedia, una cassapanca, a che cosa pensa? Questo cuore prevale sulla lavorazione, siamo concentrati al massimo su questa lavorazione e abbiamo la curiosità di vedere il manufatto come magari lo immaginiamo. Il legno intagliato, i tappeti, gli arazzi, le ceramiche e tanto altro. 114 artigiani di 13 settori, 2500 metri quadri in totale. Ha aperto i battenti la 64esima edizione della Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna. A Mogoro molte conferme e alcune novità. Gli artigiani provengono da tutta l'isola, esprimono il meglio dell'artigianato isolano e possiamo trovare pezzi che